Conferenza stampa oggi presso l'ospedale di Agrigento dell'onorevole Calogero Pisano per l'approvazione del suo emendamento da parte della Camera dei Deputati inserito nel decreto legge 156/2025 recante misure urgenti in materia economica, cui vengono destinati 4 milioni di euro per il 2026 per l'acquisto di un acceleratore lineare di ultima generazione e per la realizzazione del bunker radioterapico presso l'ospedale di Agrigento. Questo quanto affermato da Pisano nel corso della sua conferenza stampa, che ha ribadito come sia stato raggiunto un risultato che pone fine a una discriminazione durata troppo a lungo. Gli agrigentini, costretti spesso a spostarsi per curarsi, da oggi ne vedono riconosciuto il diritto a essere trattati come tutti gli altri cittadini italiani, con servizi sanitari moderni e dignitosi nel proprio territorio. Oggi abbiamo vinto un'altra battaglia, ma non mi fermo qui, ha affermato Pisano. Continuerò a lavorare con la stessa determinazione per portare nella mia terra ciò che è sempre stato negato e colmare i divari che penalizzano il nostro territorio, garantendo servizi moderni, efficienti e vicini alle persone. Nel corso della conferenza stampa anche la testimonianza di un cittadino di Racalmuto che ha voluto ringraziare personalmente l'onorevole Pisano per quanto fatto in materia momenti di grande commozione. Oggi è un giorno importante per la comunità agrigentina. Sono qua nella sala della conferenza stampa dell'ospedale di San Giovanni di Dio di Agrigento, dopo che è stato approvato l'emendamento 3.61 alla Camera al nome Pisano, che riguarda il DL Anticipi. Abbiamo inserito il finanziamento per 4 milioni di euro, abbiamo approvato un finanziamento di 4 milioni di euro per il secondo acceleratore per quanto riguarda la radioterapia di Agrigento. È un evento straordinario. Sono stato in conferenza stampa e c'erano anche dei cittadini che hanno espresso il loro non solo desiderio ma anche gratitudine al lavoro che è stato fatto, perché io lavoro solo ed esclusivamente per la mia comunità e per la mia gente. Questo è il risultato che è stato portato avanti e che di qua a poche settimane verrà definito, naturalmente con il finanziamento diretto all'ASP di Agrigento. Servirà veramente per aiutare tanta gente che in questo momento ha difficoltà e si va a curare fuori, ma nonostante tutto anche fuori ci sono delle liste d'attesa che non finiscono mai, quindi dare la possibilità alla gente di potersi curare nel proprio territorio è un grande risultato non solo politico ma anche umano.